Amici dello Scrigno del Calcio, bentornati alla rubrica La partita della settimana. La scorsa settimana è iniziato il campionato, vi ho portato Roma-Bologna, prima giornata del campionato 2000-2001 e oggi questa settimana c'è il secondo turno di campionato, c'è Napoli-Cagliari e io vi porto proprio un Napoli-Cagliari che si è giocato anch'esso alla seconda giornata. Ci sono tante analogie con la partita di oggi, non me ne vogliano, ci mancherebbe i tifosi del Napoli, ma non è colpa mia se si gioca Napoli-Cagliari alla seconda giornata, con Napoli campione d'Italia in carica, esattamente come il 16 settembre del 1990, quando il Napoli, campione d'Italia in carica, dà vita ad una partita rocambolesca che farà fare tanti 13 miliardari al Totocalcio, perché affronta il Cagliari neopromosso in Serie A, il Cagliari di Claudio Ranieri, al debutto come allenatore in Serie A. Le due squadre alla prima giornata erano partite malissimo, il Napoli aveva pareggiato deludendo 0-0 a Lecce e il Cagliari aveva perso 3-0 al Sant'Elia in casa contro l'Inter, tripletta di Klinsmann. In realtà ci poteva anche stare questa sconfitta dei sardi, molto meno il pareggio del Napoli, campione d'Italia. Insomma, al San Paolo, debutto al San Paolo dei campioni d'Italia, la partita la vince il Cagliari clamorosamente 2-1, gol di Pasquale Rocco al 34esimo, pareggio di Careca al 45esimo su calcio di rigore e gol partita al 69esimo. Le cronache e i tabellini dicono autogol di Corradini. Oggi verrebbe dato gol a Daniel Fonseca, un tiro bellissimo dalla parte sinistra dell'area di rigore, una palombella, è vero, deviata da Corradini. Ma oggi si dà autogol solo se il difensore in spaccata si butta il pallone dentro su un cross. Un tempo bastava che una goccia di sudore del difensore toccasse il pallone, si parlava di deviazione assolutamente decisiva. Poi mi facevano ridere i difensori che facevano quasi a gara ad attribuirsi loro le autoreti, come se il loro palmarès, il loro curriculum fosse arricchito dagli autogol. Se ti chiedono se hai toccato la palla, di sì, ma insomma non parlare di deviazione decisiva, sembrava quasi che perdere su autogol fosse meglio che perdere in maniera tra virgolette normale. Diciamo che ci vorrebbe come sempre un pochino di equilibrio tra i parametri. Il Cagliari dunque vince questa partita, getta nello sconforto e nella crisi il Napoli, che perderà poi anche alla terza giornata a Parma, in un campionato che sarà orribile per i partenopei, che finiranno fuori dalle coppe europee, mentre il Cagliari, dopo parte che il Cagliari, dopo aver vinto questa partita di Napoli praticamente fino alla fine del girone d'andata, non vincerà più, o quasi, ma soprattutto riuscirà nel girone di ritorno a salvarsi con una rimonta, con tante partite vinte anche al 90esimo, squadra molto tenace, molto caparbia, che riuscirà a salvarsi. Tra l'altro Ranieri nell'estate del 1991 andrà proprio ad allenare il Napoli al posto di Bigon. Chissà che proprio quel Napoli-Cagliari non avesse fatto scattare in Ferlaino l'idea di affidare il nuovo corso degli azzurri proprio all'epoca giovane allenatore Claudio Ranieri. Vi faccio vedere il guedin sportivo di quel Napoli Cagliari, a cui ovviamente viene dedicata l'apertura. Eccola qui, vedete Careca in contrasto, e addirittura 2 pagine, perché è il servizio principale di quella giornata. C'è anche quello che io chiamavo il disegnino, da piccolo era la vignetta con il gol. Qui c'è il gol, vedete, di Fonseca, quello che vi spiegavo prima, con la deviazione di Corradini, e qui poi ci sono le altre immagini della partita, anche l'espulsione di Alemao, Napoli in 10 per l'espulsione di Alemao. Vi faccio vedere anche un'altra cosa prima di chiudere con le due squadre. Vi faccio vedere le due squadre dall'album e vi faccio vedere che alla fine di quella seconda giornata, in testa al campionato, oltre a Milan e Inter a punteggio pieno, c'è il Pisa, che è un'altra neopromossa, che aveva vinto all'esordio a Bologna e vince anche la seconda partita 4-0 con il Lecce, ed è in testa alla classifica, lo vedete, assieme a Inter e Milan. Vedete questa classifica molto particolare, che sia di buon auspicio anche per il Pisa, che, pensate, quest'anno torna in Serie A dopo questo anno qua.
Pensate quanto tempo e quante epoche sono passate tra quel campionato e questo. Vi faccio vedere velocemente l'album con le due squadre in questione, con il Napoli, campione d'Italia in carica, vedete, con lo scudetto sulle maglie. Eccoci. Questa è un po' tutta la rosa del Napoli 90-91 e vi faccio vedere anche il Cagliari, tornato in Serie A dopo qualche anno, dopo la doppia promozione dalla C1 alla B in soli 2 anni, in realtà in solo un anno, per così dire, e vedete che la foto delle figurine a 20 anni dallo scudetto storico del Cagliari viene fatta con la seconda maglia, che ricordava molto proprio quella del Cagliari di Riva e dello scudetto mitico di quel Cagliari. Questa è la partita della settimana. La prossima settimana c'è la sosta della Serie A, quindi porterò qualche altra partita, ma fra 2 settimane riparte la Serie A e io vi porterò un'altra partita, sempre analizzandone una del passato di una di quelle che si giocano nel turno di campionato attuale, così parliamo un po' di presente e un po' di passato. Voi nel frattempo iscrivetevi al canale, lasciate like, commenti, sostenete il canale come più potete, tanto tutto quello che fate è sempre gratis, fa sempre parte della vostra connessione internet, non è che costi più di quello che già non paghiate, almeno questo resta gratis.